È la 31esima edizione del Trofeo Corsanico, la classica della provincia di Lucca organizzata dalla Società Ciclistica Corsanico che torna come tante manifestazioni di questo periodo dopo la pausa Covid, ma torna soprattutto anche dopo la bella settimana, se così la possiamo definire, tricolore con la quale ci eravamo lasciati, durante la quale erano state assegnate svariate maglie tricolori. Percorso però per la gara odierna, per la gara riservata ai dilettanti, che va a ricalcare proprio quello che è stato il percorso del campionato italiano, del percorso che è andato ad assegnare la maglia di campione italiano. Quindi più passaggi dalla zona arrivo a beneficio magari degli abitanti di Corsanico, a beneficio di chi preferisce sicuramente una corsa più dura, seppur la gara di Corsanico era già nel calendario una delle gare più dure, riservata alla categoria dei dilettanti. Stiamo vedendo le immagini inerenti alle fasi preliminari alla partenza. Alla fine sono stati 114 gli atleti che hanno preso il via dei 136 iscritti e, come già vedete dalle immagini, un lotto di partenti sicuramente di tutto rispetto. Andiamo a ricordare velocemente le squadre che daranno vita a questa 31esima edizione del Trofeo Corsanico: con l'Unione Ciclistica Monaco, la Cattoli Andrea e il team Malmantile, la 00 Team, poi ancora l'Etruria Team Sestese Amore e Vita, la Futura Team Rosini, la Gragnano Sporting Club, la Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, la LAN Service, la Mastro Marco Sensi Nibali, la Named, la Overall Treccolli, la Polisportiva Tripetetolo, la Valle Seriana Cene, il team Colpac, la Trentino Cycling Team, l'Unione Ciclistica Pistoiese, la Vigor, la Viris di Vigevano e la Zalf Euromobil Desire Fior. Questo velocemente l'elenco di coloro che avranno l'onere e l'onore di animare e dar vita a questa 31esima edizione del trofeo di Corsanico, e le immagini ci fanno vedere il tratto di trasferimento che dalla zona di arrivo, nel senso opposto, ovvero in discesa, sarà l'unica volta che la faranno in questo senso, gli atleti vanno a raggiungere il chilometro zero appunto per la partenza ufficiale, tratto effettuato ad andatura turistica soprattutto per garantire l'incolumità e la sicurezza degli atleti, visto che comunque in discesa c'è sempre da prestare attenzione. Starter ufficiali della manifestazione: per la Federazione Ciclistica Italiana Saverio Metti quale presidente del comitato regionale e Castellani quale presidente del comitato provinciale di Lucca, ovviamente. Quindi è stato dato il via e andiamo a scoprire come si è sviluppata questa competizione, con un avvio, vediamo, fin da subito decisamente veloce e ad andatura sostenuta. Tante le squadre, un periodo decisamente denso di competizioni, talmente denso che nella settimana durante la quale stiamo andando in onda, stiamo mandando le nostre sintesi delle varie competizioni, si stanno svolgendo anche i campionati europei anche per la categoria Under 23, motivo per cui per esempio alcuni atleti non sono presenti. Ci viene in mente uno su tutti, non ce ne vogliano gli altri, il campione italiano degli Under 23 Gabriele Benedetti, che corre per la Zalf, ma essendo prima in questo momento della gara in ritiro e poi appunto impegnato nei campionati europei, gioco forza, non poteva essere impegnato per quanto riguarda appunto la competizione odierna. Primo attacco di giornata, sono 4 gli atleti che si stanno rendendo protagonisti. Maglia della Named, questa che vediamo inquadrata adesso, insieme a un atleta dell'Overall Treccolli, poi maglia della Viris di Vigevano per il dorsale 125, se non andiamo errati, Leonardo Canepa, insieme a lui Pierantozzi adesso a fare l'andatura per quanto riguarda la Futura Team Rosini. E poi questo invece è il gruppo che sta inseguendo a soli 24 secondi di ritardo, quindi per il momento il distacco è più che contenuto e sotto controllo. Anche
atleti della Gragnano in testa al gruppo insieme a quelli della Zalf, della Colpac e della Tripetetolo in un certo modo a controllare la situazione. E proprio un atleta della Tripetetolo prova un po' a rompere gli indugi ed è Giulio Fabbri che prova un po' a smuovere le acque sulla testa del gruppo proprio alla caccia della testa della corsa. Sul Gran Premio della Montagna del Monte Magno, la prima volta che viene affrontato, il primo a transitare, ad aggiudicarsi questo particolare traguardo è stato Luca Rastelli della Colpac, atleta sicuramente in forma in questo periodo e comunque vediamo che già questa prima ascesa del Monte Magno ha sicuramente fatto la sua selezione. Adesso siamo al termine della discesa del Pitoro con il gruppo che possiamo considerare compatto seppur decisamente allungato. Al 32esimo chilometro di gara, altra salita verso questa volta l'arrivo, verso lo striscione di arrivo di Corsanico, con la situazione che però non è sostanzialmente cambiata perché l'andatura la vediamo è anche decisamente elevata. Maglie della Zalf adesso a fare l'andatura sulla testa del gruppo con un'andatura appunto piuttosto elevata. Questo spiega anche perché non ci siano poi dei tentativi in avascoperta. Iniziamo a ringraziare alcuni sponsor che hanno reso possibile la manifestazione, come la Omnis TLC e la Via Nova, così come il Barigo Caffetteria, la Assovego, l'Edilizia Artigiana Simonini Francesco, la Fratres di Corsanico, così come la Rosi Pietro Riscaldamento e Condizionamento e il Forno di Giuliano e Marietta, tanto per dare un'idea di alcuni degli sponsor, numerosissimi sponsor che hanno reso possibile la manifestazione. Siamo appunto all'inizio in salita della strada che ci porta poi al luogo che ci sta ospitando con questa manifestazione, che è Corsanico. Come detto, il percorso va a ricalcare il circuito, il tracciato che è già stato affrontato in occasione del campionato italiano di 2 anni fa, e quindi questo appunto a tutto vantaggio dello spettacolo. Non ce ne vogliano i ragazzi, forse sicuramente più duro, perché ricordiamo che nel tracciato originale, se così vogliamo dire, qui siamo proprio sotto il rettilineo intanto d'arrivo, il tracciato originale prevedeva una prima parte più pianeggiante e quindi sicuramente più accessibile per tutti. Si continua a salire, andiamo adesso a vedere il Gran Premio della Montagna di Pedona, con Federico Molini che transita in prima posizione davanti a Pietrini della Malmantile. In terza posizione, se abbiamo visto bene, dovrebbe essere il Cibrario della Overall, con il gruppo comunque che si mantiene seppur allungato comunque sostanzialmente compatto. È sicuramente un tracciato questo che non lascia molto respiro, tutto un saliscendi, quindi sicuramente complicato, reso complicato anche dalle temperature. Non sono più le temperature torride di 15-20 giorni fa, ma sicuramente nel pieno pomeriggio sotto il sole anche questa temperatura va a influire sulla condotta di gara dei ragazzi, che però non fanno davvero mancare lo spettacolo, perché continuiamo a vedere le continue azioni che si susseguono. Adesso siamo al 48esimo chilometro di gara, siamo a metà salita verso il passo del Magno, con 2 atleti li abbiamo lasciati andare: Francesco Canepa della Viris di Vigevano insieme a Lucio Pierantozzi della Futura Team Rosini, con il gruppo che adesso vediamo inquadrato, che ha 20 secondi di ritardo nei confronti appunto degli atleti che vi abbiamo appena ricordato, dove a fare l'andatura era un portacolori della Trentino, eccolo qua, un portacolori della Trentino Cycling Team. Torniamo però sui protagonisti del momento, sugli attaccanti di giornata, per i 2 atleti alla comando. Maglia Viris per Canepa, che adesso chiede il cambio a Pierantozzi, che prontamente passa a fare il suo passo sulla testa della corsa, su questa coppia che si trova al comando, e quindi magari adesso ne approfitteremo anche
del passaggio sul Gran Premio della Montagna del Passomagno per fare un po' la situazione dei tempi, per capire anche se nel continuo, nel prosieguo della salita la coppia al comando abbia avuto un qualche sussulto, e pare proprio di sì, perché innanzitutto il primo a transitare sul Gran Premio della Montagna è stato Pierantozzi nei confronti di Canepa, quindi rispettivamente Futura Team Rosini e Viris Vigevano, le due formazioni. Però il ritardo del gruppo ci è stato segnalato adesso all'altezza del Gran Premio della Montagna 40 secondi, quindi è praticamente raddoppiato rispetto all'ultimo rilevamento tempi il vantaggio della coppia sulla quale siamo tornati nei confronti del gruppo. 60° chilometro di gara, continua l'azione dei due atleti al comando, sembra ancora buono l'accordo tra la coppia sulla testa. E visto che l'accordo è buono tra i due atleti al comando, ricordiamo ancora altri sponsor come la Conad di Massarosa, la Fonte Ilaria, Braccini e Barsi, poi ancora l'Officina Pierucci, l'impresa edile da Prato Alessandro, Tomei, l'Autotrasporti Morelli, il Barbershop di Nero, l'Edilizia Artigiana Panconi, la RC Garden Amalfi, la Capannina del Pollino, l'Auto Italica, l'Agenzia Ceragioli, il Baretto, poi ancora il Circolo di Corsanico, la FM, la Soveco, la Bianchi Team, e così come un ringraziamento alla Stel Centro Autorizzato e ancora il ristorante bar Il Soggiorno. Ne leggo un po' noioso, ne siamo consapevoli, però sono tante grandi, piccole aziende, amici della società ciclistica Corsanico che hanno reso possibile questa 31esima edizione, e grazie appunto all'apporto di questi e altri che abbiamo ricordato, che magari non possiamo neanche ricordare tutti i minimi contributi che ci sono stati, va ancora a rimanere costante il vantaggio della coppia al comando, perché il gruppo adesso è segnalato a 50 secondi di ritardo quando siamo al 74esimo chilometro di gara. Maglie Colpa, che maglie della Mastro Marco sulla testa del gruppo, a cercare di contenere per quanto possibile il distacco. Sicuramente due atleti al comando non vanno poi a impensierire tantissimo la situazione della corsa, però è anche vero che non si può lasciar loro tantissimo spazio. Nella fattispecie adesso a fare l'andatura ci sono Samuel 40 della Colpac insieme a Federico Molini della Mastro Marco. Erano questi i due atleti sulla testa del gruppo che erano principalmente impegnati. 40 nella fattispecie adesso sicuramente quello che sta scandendo il passo che sembra comunque avere un qualche effetto, perché comunque almeno nella prima parte il gruppo è in fila indiana, quindi questo vuol dire che l'andatura non è poi così agevole. A breve torneremo a salire perché ci sarà da assegnare un nuovo Gran Premio della Montagna, quello del Passo del Magno, quindi ancora su e giù in queste montagne russe intorno a Corsanico per garantire lo spettacolo e per trovare il nuovo atleta da scrivere nell'Albo d'Oro in questa 31esima edizione. Una corsa tutto sommato recente, se si pensano ad altre corse sicuramente con una storia maggiore, però c'è da dire comunque che ha un bel suo posto nel calendario non solo regionale, tant'è che è una gara nazionale, tant'è che nelle passate edizioni è stata insignita dell'onere e l'onore di dover assegnare le maglie di campione italiano, perché sì, è una cosa che si richiede per organizzare un campionato italiano, ma bisogna anche avere le forze e le capacità, e non è sicuramente una passeggiata di salute. Poi gioco forza c'è stato quest'anno di pausa, e quindi ci siamo un po' ricaricati le batterie, non solo la società ciclistica Corsanico, ma nel momento stiamo parlando di questa società ciclistica, e quindi tutto pronto e scattante per questa edizione che ci stiamo gustando con le nostre immagini. Nel gruppo si procede un po' a scatti, tant'è che rimane invariato il distacco. Adesso approfitteremo del Gran Premio della Montagna del Passomagno per capire se è cambiato qualcosa, ed eccoli qua, li ritroviamo i due atleti al comando ormai in vista
appunto del Gran Premio della Montagna. Adesso è Canepa a fare l'andatura con Pierantozzi che si mantiene alla sua ruota. Ricordiamo dorsale 124 per Francesco Canepa della Viris Vigevano, mentre dorsale 41 per Lucio Pierantozzi della Futura Team Rosini. Maglia verde, rossa e blu per la Viris di Vigevano, maglia arancio-nera per la squadra diretta da Franco Chioccioli per Pierantozzi, che adesso sta facendo l'andatura. Sicuramente un buon periodo di forma quello di Pierantozzi, che già ha fatto bene anche alla gara di Capodarco, che sicuramente è un'altra competizione che nel panorama ciclistico dilettantistico ha un suo peso specifico, quindi probabilmente l'atleta diretto da Franco Chioccioli ha nelle sue corde le giornate più calde, un pochino più impegnative, tant'è che adesso si è posto al comando, scandire il passo, ma c'è da dire che davvero è ottimo l'accordo tra i due atleti al comando. Adesso ne approfittiamo appunto del passaggio al Gran Premio della Montagna per quantificare, per fare una nuova situazione dei tempi tra i due atleti al comando, che si sono prodigati nel più classico dei gesti del ciclista. Probabilmente Canepa era rimasto senza borraccia e quindi Pierantozzi gli ha passato quella che era riuscito a prendere proprio dalla sua squadra appostata sul lato destro. Pierantozzi che si è aggiudicato il Gran Premio della Montagna, ovviamente nei confronti di Francesco Canepa che è in sua compagnia. A 40 secondi arriva col dorsale numero 11 Riccardo Guglielmi della Cattoli Andrea, che quindi è evaso dal gruppo alla caccia della coppia al comando, e adesso rimane, come si suol dire, a bagnomaria tra i due atleti al comando e il gruppo che sta inseguendo. Andiamo a recuperare però il gruppo che è appunto alle spalle del portacolori della Cattoli Andrea, per capire più o meno all'altezza del Gran Premio della Montagna quanto era il ritardo di questo dai due atleti al comando. È salito decisamente a 1 minuto e 20 secondi, quindi interessante sicuramente l'azione di Canepa e di Pierantozzi che si trovano sulla testa della corsa. Probabilmente il gruppo informato di questo distacco sta adesso in qualche modo provando ad avere una reazione alla caccia sia della coppia al comando che dello stesso Guglielmi, che adesso si è frapposto tra questi atleti e i due che si trovano al comando. A breve ci sarà un nuovo passaggio dalla zona arrivo di Corsanico, e quindi anche lì si tornerà, ça va sans dire, in salita ancora una volta, e quindi vedremo se questa ennesima ascesa farà un qualche effetto. Intanto c'è un terzetto che si è avvantaggiato su un altro terzetto che di fatto anticipa il gruppo, ma possiamo sostanzialmente parlare di gruppo compatto seppur allungato nelle prime posizioni. Alessandro Michelucci della Tripetetola a guidare questo terzetto insieme a una atleta in maglia colpa che è un altro in maglia Gragnano, però ovviamente giustamente ci riportiamo con le immagini sulla testa della corsa, perché quando siamo nuovamente all'inizio della salita verso Corsanico, come dicevamo al 94esimo chilometro di gara, è cambiata la situazione, perché su Canepa e su Pierantozzi si è riportato anche Federico Molini, l'atleta della Mastro Marco. Quindi sono diventati in 3 gli atleti al comando, c'è stato un rimescolamento di carte. Federico Molini, quindi eccolo qua, lo vediamo inquadrato, l'atleta guidato da Gabriele Balducci, che adesso, dopo aver rifiatato un attimo, si alza sui pedali e si pone decisamente a fare l'andatura in questo tratto di strada. Rischiamo di essere ripetitivi, ma anche Molini è un altro corridore che sta sicuramente attraversando un buon periodo di forma, forse un pochino sfortunato. Lo ricordiamo per esempio alla Firenze Viareggio, che era nelle fasi calde, era al comando ma è scivolato, è rimasto vittima di una caduta, e per fortuna lo vediamo senza conseguenze, quindi magari con un pizzico di fortuna in più anche per Molini potrebbe esserci un risultato importante. Abbiamo lasciato andare verso l'arrivo i 3 atleti al comando per andare a recuperare almeno l'avanguardia gruppo, dove ci sono ancora atleti della Futura Team Rosini, maglie anche della Colpac, e poi vediamo ancora altre formazioni che vanno, come dire, a alternarsi sulla testa
della corsa. Adesso dovrebbero essere gli atleti della Land Service, questi due che adesso stanno facendo l'andatura, anche se rischiamo di sbagliarci, però cioè, quello che possiamo dire senza rischio di smentita è che l'andatura è decisamente alzata e ormai siamo ormai prossimi al passaggio dalla zona arrivo con Lucio Pierantozzi che è rimasto solo al comando. C'è però anche da dire che alle spalle appunto dello stesso Pierantozzi si è un po' frantumata la situazione, nel senso il gruppo sta decisamente recuperando, siamo ormai verso il 100° chilometro di gara dei 150 totali previsti, quindi siamo oltre, ben oltre il giro di boa. Queste sono proprio le ultime curve che immettono poi nel rettilineo finale, nello stesso modo in cui lo faranno poi nelle fasi finali, in cui avremo la telecamera fissa dall'arrivo, e questo è quindi appunto il passaggio dalla zona arrivo. Continuiamo a seguire Pierantozzi nella sua azione, comunque intanto ci arriva l'informazione del ritardo del gruppo, 22 secondi, quindi come vi dicevo appunto la situazione dietro è un po' cambiata, si è un po' frantumata perché c'è stata una netta reazione del gruppo. Intanto ricordiamo la Via Nova, la Omnis TLC, così come l'Elettroimpianti GF, l'Hotel Country Club, poi ancora l'agenzia Ceragioli, e così come un ringraziamento alla Barigo Caffetteria e anche un ringraziamento alla Officina Pierucci, alla Stel Centro Autorizzato, alla Capanina del Pollino, la Conad di Massarosa, la Fonte Ilaria, l'impresa edile Tardelli Andrea, Tomei Parrucchiere Centro Estetico La Crisalide, l'edilizia artigiana Panconi, ristorante e il bar Il Soggiorno, il barbershop di Nero. Continuiamo a seguire con le immagini il gruppo all'inseguimento del solo Pierantozzi che è rimasto solitario al comando, e ci troviamo però adesso nuovamente in salita, nuovamente verso il passo del Magno. Ed è cambiata la situazione perché su Pierantozzi, che era rimasto solitario al comando, sono rientrati 4 atleti con il 99 e con il 104, rispettivamente Meris e Verre della Colpac, poi col dorsale 65 Marcellusi della Mastro Marco, con il 128 Piccolo della Viris. Poco distante poi rientra ancora un altro drappello, con il 96 Ramirez della Valle Seriana, con il 60 Rigollet, con il 62 Rubino della Land Service, con il 67 Nieri della Mastro Marco e con il dorsale 97 Roda, eccolo qua, l'ultimo lo vediamo inquadrato, della Valle Seriana, e si va a formare quindi questo drappello di 10-11 unità sulla testa della corsa, se non andiamo errati. Ancora alle spalle di questo drappello, a 40 secondi, è segnalato questo gruppetto dove riconosciamo per esempio con la maglia della Gragnano, con il dorsale 43 Matteo Conforti, altro atleta ovviamente in forma, altrimenti non sarebbero qui tutti quelli che abbiamo già ricordato. Questo drappello, quindi capitanato da Conforti, è segnalato a 40 secondi di ritardo dalla fuga che si è appena formata sulla testa della corsa, composta da 10-11 unità. Adesso appena possibile cercheremo anche di essere più precisi. Siamo all'incirca al 100 km 110 di gara, mentre al termine della discesa del Pittoro si è formata una coppia sulla testa della corsa col dorsale 128 Piccolo della Viris di Vigevano, e insieme a lui col dorsale 135 per quanto riguarda l'atleta in maglia Zalf Simone Raccani. E quindi si è formata una coppia sulla testa della corsa che i più attenti del mondo del ciclismo dilettantistico almeno, si ricorderanno non più di una quindicina di giorni fa, protagonisti del finale del Gran Premio di Capodarco. Sono stati proprio questi gli atleti che hanno animato almeno le fasi finali della gara, con la fortuna di Raccani e la rammarico, diciamo, di Piccolo nel finale, che però proprio
in quell'occasione è tornato alle competizioni del mondo dilettantistico. Facciamo un breve excursus per quanto riguarda Piccolo, che sappiamo tutti che ha iniziato la stagione come atleta professionista World Tour della formazione dell'Astana, poi per decisioni sue o comunque di concerto con la squadra ha deciso di fare un piccolo passo indietro, ma ci sembra che abbia decisamente trovato la sua dimensione in questa categoria. Alla caccia però della coppia formata da Raccani e da Piccolo sta arrivando questo drappello piuttosto numeroso e ben assortito, dove figurano Meris e Verre della Colpac, Nieri della Mastromarco, Roda della Valle Seriana, Gatti della Named, Carrò e Cavallo della Lanservice, Conforti della Gragnano, Spinelli della Mastromarco e per Antozzi, eccolo qua, a chiudere il drappello, l'atleta della Futura Team Rosini. Questa è la coppia che si trova ancora al comando, che però sanno che stanno per essere raggiunti almeno da un primo drappello. Sono 4-5 atleti, così al colpo d'occhio riusciamo a vedere con la nostra telecamera, quindi ne approfittano Piccolo e Raccani anche per fiatare un pochino, per capire com'è la situazione. Andiamo a cercare di capire chi sono coloro che stanno arrivando ad accodarsi alla coppia al comando. Ci sembra di aver visto una maglia della Colpac e forse una della Mastromarco, e dovrebbe essere così, e dovrebbe essere Verre l'atleta della Colpac e dovrebbe essere anche Nieri quello della Mastromarco. Ve lo diamo con il beneficio del dubbio perché siamo un pochino lontani, quindi non riusciamo a scorgere benissimo, andiamo un po' a intuito. Arriva anche un'altra maglia Colpac e quindi l'altro dovrebbe essere Meris, visto che erano due i corridori della Colpac all'inseguimento di questa coppia che stiamo seguendo. Infatti è Marcellusi l'atleta della Mastromarco, e ci scusiamo con lui per non averlo riconosciuto, mentre però arriva un altro atleta in maglia Mastromarco, e questo è davvero Nieri, dorsale 67 per l'altro atleta. Quindi due atleti in maglia Colpac, due in maglia Mastromarco, poi un Viris, uno Zalf, se non andiamo errati. Ancora alle spalle di questi 6 atleti che si sono formati, a soli 10 secondi di ritardo, arriva questo terzetto, dove è sempre presente Pierantozzi, l'atleta della Futura Team. Poi per quanto riguarda l'atleta in maglia Lanservice, dovrebbe essere con il dorsale 60 Laurent Rigolier, e poi con il dorsale 97 Lorenzo Roda della Valle Seriana. Questo terzetto è praticamente a 10 secondi di ritardo dalla testa della corsa. Ovviamente adesso è estremamente frazionata la situazione. Quando passeremo dalla zona arrivo, e questa è la salita che ci porta verso la zona arrivo, suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro. Arriva anche un atleta in maglia Gragnano, dovrebbe essere Conforti se non andiamo errati. Eccolo qua, l'atleta della formazione cara a Palandri. Però con le immagini ci riportiamo sulla testa, quando ormai siamo in vista del passaggio dalla zona arrivo, la testa che si è rinfoltita, perché anche gli ultimi 3 corridori che vi avevamo ricordato si sono riportati sulla testa, quindi siamo più o meno a una decina di atleti al comando. Quindi inizia adesso l'ultimo giro con il suono della campana proprio sotto lo striscione di arrivo, e sono 9 per la precisione il numero di coloro che si trovano sulla testa della corsa. Vediamo com'è però anche la situazione alle spalle, cerchiamo di capirla. Questo è il Gran Premio della Montagna di Pedona, dove il primo a transitare è stato Piccolo davanti a Meris, e terza posizione per il dorsale 75 Gatti della Named. Ma di fatto questi 3 atleti anticipavano i compagni di avventura per il mero passaggio, mero se così possiamo dire, sul Gran Premio della Montagna. Ancora a salita, e si continua a salire questa volta verso il passo del Magno, con la testa della corsa che si è ricompattata. Anche qui nuovo
Gran Premio della Montagna, quindi staremo a vedere se anche questo sortirà un qualche effetto o comunque se ci sarà qualcosa di particolare da annotare che sarà poi importante ai fini anche della competizione totale. Ancora Pierantozzi davvero davanti sugli scudi, e davvero se quest'oggi ci fosse stato un premio combattività forse sarebbe stato davvero appannaggio dell'atleta della Futura Team Rosini, perché fin dalle primissime azioni all'attacco di quest'oggi lui c'era. Ci riprova ancora una volta con Marcellusi che si mette alla sua ruota, e poi un atleta in maglia colpa che deve essere Verre, ma ci possiamo tranquillamente sbagliare. Arriva anche Pietrini alla caccia di questo terzetto che si era andato a formare. Eccolo qua l'atleta in maglia ciclistica malmantile che praticamente fa lo scatto per andare ad aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna del Passo del Magno. Quindi si fa vedere anche la formazione diretta da Gennaro Maddaluno, con Pietrini appunto che ha colto l'attimo buono per piazzare l'attacco, per piazzare l'allungo, per andare ad aggiudicarsi almeno per ora il Gran Premio della Montagna. Questo è lo sforzo profuso appunto da Pietrini, che cerca anche di capire com'è la situazione alle sue spalle. La sensazione è che alle sue spalle non siano intenzionati a lasciargli chissà quale margine, ed è più che comprensibile perché siamo a una decina, poco più, qui meno di 15 km dalla conclusione. Comunque intanto per Pietrini arriva il passaggio per primo sul Gran Premio della Montagna della salita delle Maglie. Adesso ci sarà da scendere comunque, e quindi se anche la salita fa una qualche selezione bisogna sempre anche considerare la discesa come giudice importante di ogni competizione. Il primo a rientrare su Pietrini, tanto per cambiare, è Pierantozzi. Eccolo qua, l'atleta della Futura Team Rosini. Vediamo se qualcuno riesce a prendere il suggerimento di Pierantozzi, che adesso quindi è diventato l'immediato inseguitore di Pietrini. Bella la posizione in bicicletta per l'atleta della Futura Team Rosini. Cerchiamo di capire com'è la situazione alle spalle. Ancora altri atleti stanno arrivando, guidati da Marcellusi e Danieri, i due alfieri della Mastro Marco Sensi Nibali. Poi Piccolo per quanto riguarda la Viris, c'è la coppia della Colpac composta da Sergio Meris ed Alessandro Verre, l'abbiamo visti con la coda dell'occhio. C'è sempre anche Roda della Valle Seriana Cene, stiamo andando un po' ad intuito. C'è Raccani ovviamente della Zalf, poi ancora Conforti per quanto riguarda la Gragnano, e poi dovrebbe esserci Cibario per quanto riguarda l'overall, e Cavallo e Rigollet per la LAN Service. Ci riportiamo però adesso sulla testa della corsa, quando ormai è terminata la discesa del Pitolo, con Pietrini che comunque si mantiene solitario alla comando. Adesso ne approfitta con un tratto di strada un pochino più agevole anche per gli ultimi rifornimenti, e i primi ad arrivare su Pietrini è un drappello che dovrebbe comprendere questi atleti che vi abbiamo già più volte ricordato, con appunto le maglie della Colpac, della Futura Team Rosini e della Viris. Quindi Verre e Meris insieme a Pierantozzi, i primi due della Colpac, questo è della Futura Team Rosini, e Piccolo della Viris di Vigevano. Questi gli atleti che si sono riportati su Pietrini, e quindi si è formato questo drappello. Dovrebbe essere 6 le unità al comando, se non andiamo errati con un rapido calcolo, ammettendo che non è sicuramente il nostro lavoro migliore. Piccolo non si fida però di quello che può succedere alle spalle. Intanto c'è anche Marcellusi che sembra accusare un po' la fatica, si volta anche perché ha un compagno di casacca che potrebbe dargli manforte. Arrivano i contrattaccanti con Raccani, Roda, poi dovrebbe essere Rigollet, l'atleta della Land Service, e praticamente questi atleti vanno nuovamente a riformare il drappello di 9 unità che abbiamo già
ricordato più volte. Arrivano anche Cavallo e Cibrario appunto a riformare questo drappello e dovrebbero essere 9 gli atleti al comando, anche se potremo tranquillamente sbagliarci. Dire i nomi e intanto contare anche quanti sono ci resta un pochino difficile. Quando mancano meno di 5 km all'arrivo, siamo nuovamente in salita, la salita del pedona, e sono rimasti in due al comando, col dorsale 41 Lucio Pierantozzi della futura Team Rosine, con il 99 Sergio Meris della Colpac, che adesso sta facendo l'andatura. Si sta andando verso l'arrivo di Corsanico, si sta per decidere il vincitore della 31esima edizione del trofeo Corsanico, con l'atleta della Colpa che sta provando a forzare i tempi, ben consapevole che comunque ha un compagno di squadra alle spalle. Lo stesso non può dire Pierantozzi, e intanto ci prova Nieri, ci prova l'atleta della Mastro Marco, fresco di firma con i professionisti, con la Bardiani, quindi anche magari desideroso di dimostrare qualcosa, ma allo stesso tempo sicuro del suo futuro, almeno per le prossime stagioni, quindi questo gli può dare sicuramente un pochino più di sicurezza. 13 secondi il ritardo per l'atleta diretto da Balducci, ma dietro di lui arrivano anche tutti gli altri del drappello, quindi va nuovamente a ricompattarsi la corsa alle spalle della coppia che si è formata al comando, ricordiamo quella formata da Meris e da Pierantozzi. Arrivano tutti quindi gli altri che vi abbiamo ormai ricordato più volte. Riassorbito Nieri, e ci prova adesso un atleta in maglia LAN Service con Piccolo che si è francobollato alla sua ruota, e Verre in terza posizione. Potrebbe essere Marcellusi l'altro atleta in maglia Mastro Marco. Noi però ci siamo riportati sulla testa della corsa, perché ormai siamo in vista anche siamo prossimi ormai al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Continuano ad essere regolari i cambi tra Meris e tra Pierantozzi. Pierantozzi davvero si è fatto quasi tutta la corsa all'attacco, e quindi continua a spingere, a forzare l'azione Sergio Meris, l'atleta della Colpac, ma Lucio Pierantozzi non sembra per niente nell'intenzione di mollare. Rapida occhiata, perché ci sembra che stiano rinvenendo alle spalle agli inseguitori della coppia al comando. Adesso, dopo un breve sforzo di Pierantozzi, nuovamente Meris si riporta all'attacco, si riporta a fare l'andatura, a cercare di forzare nuovamente i tempi, ma non si fidano, continuano a voltarsi i due atleti al comando, perché sanno che sono vicini i contrattaccanti, gli immediati inseguitori, quindi non c'è da stare a controllarsi troppo, da stare a fare troppa pretattica, perché qui ogni attimo potrebbe essere fatale e quello decisivo. Si alza sui pedali Meris, ma non riesce a liberarsi della compagnia di Pierantozzi. Davvero arcigno l'atleta della futura Team Rosini, che non molla e anzi va a dare ancora una volta il suo contributo sulla testa della corsa, e quindi ne approfitta per quanto possibile, ammesso in questo frangente della corsa Meris, di rifiatare. Una rapida occhiata alle spalle, perché stanno arrivando uno o due atleti. Abbiamo scorto con la coda dell'occhio, con la nostra telecamera che si è velocemente girata alle spalle della coppia. Arriva una maglia della Viris, è quella di Piccolo, e arriva una maglia della Colpa, che è quella di Verre. Sicuramente due tra gli atleti più attesi in questa competizione, Piccolo e Verre. Andrea Piccolo e maglia Viris Vigevano, si porta dietro ai lui Alessandro Verre, ai lui perché adesso la Colpac è in superiorità numerica, e quindi è più complicato per Piccolo e anche per Pierantozzi gestire questo finale. Quindi Meris, Pierantozzi, Piccolo e Verre. Piccolo decisamente non si fida di Alessandro Verre, che è sicuramente nella posizione migliore se volesse provare a piazzare un attacco. Adesso si parleranno anche due atleti della Colpac, ma noi ci siamo dovuti spostare sull'arrivo per aspettare appunto la conclusione della maglia della Colpac di Alessandro Verre, quella che spunta. È quasi un incredulo Alessandro Verre, che va
tagliare il traguardo a braccia alzate, l'ennesima vittoria per l'atleta in maglia Kolpak. Vediamo che andrà ad occupare le posizioni accanto a lui sul podio, uno sprint a 3 con Piccolo e Meris che in un testa a testa, ancora una maglia Kolpak a primeggiare, quindi secondo Sergio Meris e terzo Andrea Piccolo della Viris Vigevano, quarta posizione per Simone Raccani della Zalf, arriva Lucio Perantozzi in quinta posizione con 15 secondi di ritardo, sesta posizione per Luca Cavallo della LAN Service a 25 secondi di ritardo, settima posizione per l'alfiere maglia Mastro Marco Martin Marcellusi, poi arriva in ottava posizione Luca Cibrario della Overall, nona posizione a 43 secondi di ritardo per l'atleta della Mastro Marco Alessio Nieri e in decima posizione a 52 secondi di ritardo della LAN Service Lorana Rigolier. Questo è l'ordine d'arrivo del 31esimo trofeo corsanico, la media di 37,452 la dice lunga su quanto è stata tirata questa competizione che si è svolta praticamente tutta o in salita o in discesa. A noi non resta il tempo che guardare ancora una volta l'arrivo vittorioso e anche incredulo di Alessandro Verre della Kolpak che va a tagliare il traguardo vittorioso, poi concluso dal bel successo di squadra con il secondo posto di Sergio Meris, ricordiamo anche il terzo di Andrea Piccolo della Viris di Vigevano. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi. Alessandro Verre, una bellissima affermazione la tua, oggi una grande vittoria. Sono davvero felice di aver colto questo risultato oggi. Sinceramente stavo davvero bene dopo la scorsa settimana quando ho corso al Tour dell'Avenir e oggi non ho parole perciò per quello che ho fatto. Sinceramente non mi aspettavo, anche se stavo bene, di ottenere questo risultato e un grazie particolare va alla squadra, il Team Kolpak e il presidente Beppe Colleoni e lo sponsor Alessandro Ballan, che senza di loro non avremmo potuto realizzare i nostri sogni quest'anno. Gli sportivi sono contenti quando vince un atleta del sud perché, diciamoci la verità, non è facile riuscire a primeggiare venendo dal sud. È vero, non è facile, però io sinceramente ce la metto tutta e chi fa i sacrifici vengono sempre ripagati. E io sinceramente sono davvero felice di ogni volta che corro in Toscana e la Toscana mi regala sempre grandi emozioni proprio nell'atmosfera che si vive alle corse, è un'atmosfera particolare, diversa, che non c'è nelle altre corse in Italia, all'estero, e sono davvero felice di correre in questa bellissima regione. Parte del merito della vittoria di Verre e anche sicuramente del compagno di squadra Sergio Meris. Raccontaci il finale, Sergio. Bene, eravamo in fuga io e il mio compagno Verre e alla fine siamo riusciti davvero a fare una bellissima azione prima io, con un'azione da solo con Pierantozzi. Dopo, una volta recuperati, è scattato il mio compagno e io sono riuscito a vincere la velata diciamo tra me e Piccolo. Siamo contentissimi per tutta la squadra, soprattutto grazie a tutto lo staff e il presidente Colleoni, e davvero questa gara è stata organizzata al meglio, quindi davvero un grazie a tutti. Andrea Piccolo, una quindicina di giorni che hai ricominciato a correre nella categoria dei dilettanti, ma ci sei sempre protagonista. Beh sì, come ho detto prima è sempre un'emozione, dopo una stagione iniziata non nel migliore dei modi, tornare in gruppo. Beh, le sensazioni sono buone, purtroppo oggi la Kolpak ha giocato bene le sue carte di squadra e hanno in superiorità numerica. È partito prima Meris, avevano 15 secondi, ho dovuto per forza chiudere io il buco perché ovviamente c'avevo Verre a ruota. Una volta chiuso il buco ho provato a ripartire, ho visto che c'avevo Alessandro attaccato a ruota e poi vabbè, si sono giocati al meglio le loro carte nell'ultimo chilometro e ho portato a casa questo podio soddisfacente, però dai, c'è sempre quel rammarico in bocca. Senza entrare nel merito dell'affair Astana, però ti vediamo sereno di questa tua scelta di essere tornato con i dilettanti. Beh, sicuramente non è facile fare questo passo indietro, ecco, dopo essere entrato nel World Tour, avere un morale molto alto, tornare indietro non è stato il massimo, però penso sia stata la scelta più giusta per me stesso e sono contento così. Adesso cerchiamo di guardare avanti e alzare il morale corsa dopo corsa. Ecco. Per Luigi Castellani, presidente del comitato provinciale lucchese, questa società, questa gara, un fiore all'occhiello per la vostra
provincia non c'è che da esserne soddisfatti. Sì, direi proprio di sì. Corsanico è una società che ormai da 31 anni organizza una manifestazione importante a livello nazionale. Oltre ad aver organizzato nel 2019 ben 6 campionati italiani, oggi si sono confermati per quello che sono, una grande società, un grosso impegno e soprattutto tante persone che sono disponibili per dare una mano. Quindi io dico una giornata meravigliosa, stupenda e società importanti che hanno onorato questa società. Antonio Grotti per la società organizzatrice del Corsanico. Siamo tornati dopo la pausa dello scorso anno, dopo i campionati italiani, ma anche quella odierna è stata un'edizione da manuale. Assolutamente sì. La nostra gara ormai è a livello nazionale, lo vedono da tutte le parti. E poi siamo onorati di aver fatto questo campionato in 4 giorni, 6 campionati italiani, che in Italia penso nessuno abbia fatto una cosa del genere. La nostra società è stata fondata il 1° gennaio del 1990, abbiamo fatto un giro femminile di campione d'Italia con la Fanini e altre cose. Poi qui è nato nel 1953, c'era il mutuo soccorso, insomma è stata una terra di ciclismo la nostra, ecco. Nonostante il periodo però c'è una tradizione che va portata avanti. Va portata avanti e con molti sacrifici, anche per fare questa gara, cioè in un mese e mezzo ci siamo dati da fare tutti in maniera estremamente grande. Lavorato fino alle 2-3 la notte per poter far riuscire questa bella manifestazione che è avvenuta oggi. Una selezione importante, sono arrivati uno dopo l'altro, insomma è stata una cosa eccezionale secondo me. E poi abbiamo avuto l'onore di avere il presidente della regione Gianni, una ciliegina sopra la torta, come si suol dire, siamo molto contenti, ecco. Doriano Angeli, presidente della società ciclistica Corsanico, questo è un podio che va veramente negli annali. Anche piccolo e fortissimo, 2 della colpa che i primi 2 va benissimo, siamo molto contenti di quanti ne sono arrivati perché pensavo ne arrivasse un po' meno, vista la giornata calda e tutto vabbè, comunque sono molto contento della partecipazione e di come siamo andate le cose, non c'è stato incidenti quindi va tutto bene. Quali sono le difficoltà di organizzare in questo periodo? Ma guarda, noi siamo stati un anno fermi e ripartire è stata dura perché poi noi viviamo di piccoli diciamo, aiuti, ecco, e quindi non, sai, con tutti i problemi che ci sono stati è stato un po' difficile, però dobbiamo ringraziare tutti i nostri sponsor perché anche quest'anno poco o tanto che hanno dato ci hanno aiutato, quindi siamo riusciti a fare la cosa, a fare la corsa.